Quando è stata presa Gorizia? Il 16. Io stavo male perché avevo perso la nonna col colera, me l'avevano avvelenata perché sono venuti giù dal fronte e hanno portato giù il colera. Allora mia nonna aveva preso un po' di dissenteria così, ma andavano, allora si è dovuto chiamare un medico, ma lei stava quasi bene già ormai. Insomma ha detto anzi a mia mamma, fammi un po' di panata, di pane insabolito, che stasera sto meglio. Ma invece sono venuti a prenderla col camioncino. Insomma hanno saputo, sono venuti sul portone, sul cancello, hanno fatto un segno con la calce e quelli erano che lì vuol dire che c'era il colera. Loro ci avevano riempito di pidocchi, di dissenteria, di ogni sorta insomma. Allora sono venuti col camioncino a prenderla e l'hanno portata in Lazzaretto a Cormon. Che località? Sì, da Brazzano a Cormon sono circa 2 chilometri, ma un po' più giù saranno stati 3 chilometri. Mio papà, con tutti i bambini che aveva, con tutto il lavoro che aveva, era pazzo per sua mamma. È saltato su sul camioncino ed è andato via con lei. È stato via 3 giorni, è tornato a casa, la nonna non c'è più e io ero pazza per la mia nonna, io avevo solo la nonna per me perché mi voleva tanto bene e mi coccolava e insomma stava bene e le dice a mio papà, Andrea, dille che andiamo a casa, che io sto bene proprio. E invece sono venuti lì, hanno domandato l'età che ha, aveva 74 anni e le hanno portato una piloletta a lei e a quella vicina. Quella vicina l'ha presa e l'ha buttata sotto il letto e lei invece l'ha presa, un'ora dopo era già morta. Sì, i vecchi li scartavano così. Ah, dice che sia stato proprio... Sì, avvelenata, certo. È dato una pillola? Facevano così, facevano morire quelli più vecchi.